Da una parte il patto di stabilità che blocca anche gli interventi di semplice manutenzione, dall'altra il ritardo e il calo dei trasferimenti da parte del governo. I comuni sono ormai asfissiati. Il patto di stabilità ci impedisce ogni investimento, ma i trasferimenti sono notevolmente ridotti e in più non possiamo fare quegli interventi di urgenza che anche la crisi economica impone, più servizi sociali e più opere di manutenzione del territorio. Poi però se sulla strada ci sono le buche e non si può più pagare lo scuolabus, i cittadini se la prendono col sindaco. È difficile spiegare ai cittadini che abbiamo le mani legate nell'utilizzare le risorse, ma è proprio la verità. Nell'incontro tenutosi a Musile di Piave, i sindaci della provincia di Venezia si sono trovati d'accordo sul chiedere che venga allentato il patto di stabilità e che venga permesso di utilizzare le risorse accantonate che ora non possono essere impiegate. Per fare pressione sul governo i sindaci pensano di tornare in strada. Come ha fatto la Lombardia, scendere in piazza sembra l'unica strada per avere ascolto da parte del governo. Il sindaco di Chioggia, Romano Tiozzo, chiede che i fondi destinati ai comuni della Gronda Lagunare legati alla legge speciale per Venezia non debbano scontare i limiti del patto di stabilità. Un altro segnale di protesta consisterebbe nel consegnare ai prefetti la fascia tricolore e i bilanci, chiedendo al contempo l'amministrazione controllata. È l'estrema conseguenza di un disagio che i sindaci, come primi cittadini, non hanno più l'autonomia finanziaria per poter gestire le proprie comunità. I sindaci del Veneziano chiedono parità di trattamento. Non come il comune di Catania o di Roma che ha ricevuto delle risorse in deroga a quelle che sono le regole che valgono per tutti. Non ci consideriamo comuni di serie B.